La soluzione di Matteo Salvini, perché il fatto non sussiste per la vicenda Open Arms, fa esultare la Lega. In Veneto il coro dei leghisti è unanime nel definire la soluzione del ministro come una vittoria del popolo. Il primo è il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Sentenza che non mette alcun dubbio, anzi li toglie tutti, e quindi siamo felici. Vince ovviamente Matteo Salvini, vince la Lega, vincono gli italiani. Per un processo che non doveva probabilmente mai iniziare, come ricorderete infatti è nato da un atto politico voluto dal PD, in particolare dai 5 Stelle, e questo provvedimento non fa altro che confermare la bontà di quello che Matteo Salvini ha fatto quando all'epoca era ministro. Salvini nel 2019, quando era ministro dell'Interno, negò l'ingresso in acque nazionali della nave dell'ONG Open Arms, carica di migranti che vennero soccorsi in mare. Un'azione in difesa del popolo, ha ribadito l'onorevole Alberto Stefani, sottosegretario veneto della Lega. Soddisfatti è dire poco, soddisfatti non solo per Matteo Salvini, che sicuramente finisce un'esperienza difficilissima, ma soddisfatti per tutto il Paese, perché da ieri si è sancito un principio fondamentale, cioè che le navi delle ONG si possono fermare, che i confini si possono proteggere e che si può regolamentare l'immigrazione. Questi sono principi che sono stati scolpiti da una sentenza dopo che un ministro dell'Interno ha rischiato la sua libertà personale per arrivare a tutto questo. Credo che questa sia una grande vittoria per il nostro Paese. Anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, si unisce alla soddisfazione del suo partito dopo aver fatto le congratulazioni al telefono a Salvini. Porto la vicinanza al ministro Salvini, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, perché i numeri gli davano ragione. Ricordo sempre l'esempio delle caserme Serena, che si passava da 800 persone all'interno a meno di 200 quando lui operava da ministro, segno evidente che per evitare che queste persone morissero in mare aveva attuato delle politiche per fermare le partenze, quindi non tanto per fermare gli arrivi e bloccarli in mezzo al mare, però per fare in modo che queste persone non si mettessero in viaggio. Dal PD le parole dell'onorevole Rachele Scarpa. Rispettiamo la sentenza, ma per noi non cambia nulla, spiega la deputata Dem. Continueremo a contrastare sul piano politico le idee nefaste di Salvini sull'immigrazione. Continuiamo a pensare che criminalizzare le ONG sia sbagliato. Continuiamo a pensare che impedire loro di salvare vite in mare sia una vergogna. Sono battaglie che vanno vinte nelle urne, convincendo le persone che quelle politiche sono sbagliate, ed è a questo che dobbiamo pensare ora, conclude Scarpa.